Respinti dalla sanità, 7 veneti su 10 non riescono a prenotare le visite. È l'esito di un'indagine dei sindacati CGIL, CISL e UIL su una popolazione che è sempre più anziana. Servono risorse e personale, dicono i sindacati. Il 41% dei veneti senza prestazione fissata ha deciso di rivolgersi al privato. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 29 giugno 2023. La prima notizia del giorno riguarda la salute in Veneto. Per 7 cittadini su 10 prenotare è una missione impossibile, scrive il Gazzettino di oggi. Un sondaggio dei sindacati tra 3.000 iscritti sulle liste d'attesa in Veneto ha dato questo esito davvero sconfortante. 2.107 coloro i quali su 3.000 appunto intervistati che non sono riusciti a prenotare subito contattando i CUP. Il 43% la percentuale di quelli che sono stati richiamati dopo averne avuto garanzia, 861 su 3.000 interessati dal sondaggio che hanno deciso di andare dai privati. La notizia anche sui quotidiani del gruppo GEDI. Quasi 3.300 questionari raccolti in poco più di un mese, dal 24 marzo al 2 maggio, oltre 3.000 esperienze di prenotazione prese in considerazione e il 69% dei veneti che intervistato dichiara di non essere riuscito a fissare la prenotazione medica a cui aveva diritto, entrando di conseguenza nel grande giro delle liste d'attesa. È una sorta di controindagine quella condotta dai sindacati veneti SPI-CGIL, FNP CISL e UILP, presentata ieri a Mestre, lo scrive Laura Berlinghieri sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI. I risultati dell'indagine sulle liste d'attesa, quindi, riguardano in primo luogo chi non è riuscito a prenotare. 7 su 10 sono andati in lista d'attesa, precisamente il 69% non è riuscito a prenotare la prestazione ed è entrato in lista d'attesa. Invece il 31% degli intervistati è riuscito subito a prenotare. Il 77% delle persone in attesa ha classe di priorità D pari, cioè a 30 giorni. Cosa vuol dire? Che non è riuscito a prenotare una visita entro i 30 giorni e dovrà necessariamente aspettare di più. I tempi di attesa per le prenotazioni tramite CUP: tra i 2.107 che non sono riusciti a prenotare subito la prestazione, il 41% ha prenotato una prestazione a pagamento, il 14% in una struttura pubblica, il 27% in una struttura privata. I tempi di attesa reali per le prenotazioni tramite CUP, nel caso delle impegnative a 30 giorni, possono arrivare fino ai 3 mesi nel 25% dei casi, addirittura dai 4 mesi a un anno in una percentuale poco inferiore al 20% e poi in qualche caso fino a oltre un anno. Per le prestazioni a 60-90 giorni quasi il 40% invece viene fissata dai 4 mesi a un anno. Insomma, il dato è piuttosto preoccupante. Il Corriere del Veneto scrive: liste d'attesa, 7 veneti su 10 non riescono a prenotare e il 60% rinuncia a curarsi. Ci sono le storie anche di chi aspetta fino a un anno per, ad esempio, una visita per osteoporosi chiesta a maggio è disponibile a marzo 2025. La farò in privato, racconta un cittadino intervistato. L'impegnativa è datata 24 marzo 2022 con accesso a 9 mesi, ma non sono stata ancora richiamata. Il CUP mi ha detto che non può aiutarmi e che avrei dovuto andare a pagamento. Queste alcune delle storie raccolte dall'indagine di CGIL, CISL e UIL. 30 milioni di euro sono stati finanziati dalla regione per smaltire le liste d'attesa, molte di queste risorse andranno ai privati. 2.000 le visite con priorità B azzerate, secondo i dati diffusi dalla regione. Ora tocca a 79.000 prestazioni arretrate con codice D.
ma nel frattempo la situazione è questa. Altra notizia in tema di sanità, siamo a Venezia, sulle pagine appunto della Nuova Venezia, la salute dei veneziani, 2000 pazienti senza medico di base, l'ULSS apre un ambulatorio per 2 mesi. Succede a Mestre, dove nei 2 mesi estivi, dopo il pensionamento di medico di medicina generale, il servizio sarà coperto dalla guardia medica nel suo ambulatorio. E questo appunto è l'altro tema, quello della carenza dei medici di base, di cui nei giorni scorsi abbiamo parlato proprio in questo podcast. Ora voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. La politica regionale. È una partita a scacchi quella per il 4º mandato di Luca Zaia, e partita a scacchi è proprio il titolo che scelgono i quotidiani del gruppo Gedi per una intervista di Enrico Ferro ad Elena Donazzan, assessora regionale all'istruzione, al lavoro, alle pari opportunità, assessora regionale soprattutto già da 4 mandati, prima con Galan, poi con Zaia. Rispetto al 3º mandato in Veneto, che poi sarebbe il 4º mandato per Zaia, la Elena Donazzan dice: la continuità è un valore, io sono contraria al limite. L'alternanza non è un principio, il merito e la competenza sì, dice l'assessora di Fratelli d'Italia. In questa intervista Donazzan dice anche: i personalismi non fanno bene. Detto questo, essere candidata per me è sempre un sogno. Questo sull'ipotesi di una sua candidatura alla presidenza della regione. E poi dice anche: il risultato delle prossime elezioni sarà un elemento di valutazione per la scelta in Veneto. Il riferimento è alle prossime elezioni europee. Voltiamo pagina con le ultime notizie flash. Veneto-Trentino, la nuova contesa, quella diga non si deve fare. La notizia sul Corriere del Veneto, si parla dell'invaso di Vanoi, l'opera inserita nel piano antisiccità di Zaia, che però vede la contrarietà della provincia di Trento. La giunta Fugatti, peraltro dello stesso colore politico della giunta Zaia, dice: fermeremo questo progetto. Uno scontro quindi tra amministratori della Lega, ed è l'ennesimo capitolo della guerra dell'acqua. Ad aprile 2022 la siccità in Veneto era già emergenza. La regione aveva chiesto al Trentino di aprire gli invasi per dare acqua ai fiumi. Prima c'era stato un no da parte della provincia di Trento, poi una concessione temporanea. Secondo punto, il Trentino non vuole cedere al Veneto i kilowattora prodotti dalle centrali a Venezia senza prima aver sottoscritto accordi specifici. Era pronto un ricorso in Corte Costituzionale. Il Trentino dice no alla diga di Vanoi dal 1970 e l'ha ribadito con una lettera inviata alla Giunta del Veneto in cui si evidenziano rischi e criticità dell'opera. Addirittura c'è chi parla di un rischio di un nuovo Vajont. L'assessore trentino Tonina assicura che non ci sono le condizioni per procedere. A dirimere la questione potrebbe essere il commissario veneto Nicola Dell'Acqua, commissario all'emergenza siccità. E sempre a proposito di siccità, altra notizia sul Corriere del Veneto: i fiumi si riempiono ma ancora non basta per la carenza idrica. Le piogge di maggio e giugno allontanano l'emergenza, i corsi d'acqua restano però sotto la media, aumenterà il fabbisogno. I consorzi agricoli stanno prelevando al 70% della possibilità, manca ancora tutta l'estate, quindi attenzione anche alla siccità. 77 mm di pioggia sono scesi sul Veneto nei primi 15 giorni di giugno, mediamente in tutto il mese ne scendono 97, l'anno scorso il dato si fermò a 33. Ancora un'altra notizia: la gestione dell'autostrada Venezia-Trieste passa alla società Alto Adriatico. È stata firmata la convenzione e prende quindi in largo questa SPA in-house tra le due regioni, cioè tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con la firma della convenzione avvenuta al Ministero delle Infrastrutture è diventato operativo il trasferimento della gestione dell'autostrada Venezia-Trieste da Autovie Veneto alla SPA in-house, quindi alla società costituita dalle due regioni,
società che si chiama appunto Alto Adriatico. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.